Benvenuti, oggi è domenica 18 maggio 2025. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.03. La luna si leva all'1.56 e cala alle 10.13. Oggi si celebra San Giovanni I. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il 18 maggio celebriamo la Giornata internazionale dei musei, un evento mondiale istituito nel 1977 dall'ICOM, il Consiglio internazionale dei musei. In tutto il mondo partecipano con eventi speciali, mostre temporanee e attività che promuovono la loro missione educativa e sociale. È un'occasione perfetta per esplorare e apprezzare la ricchezza culturale che i musei offrono, celebrando il loro contributo indispensabile alla conservazione del nostro patrimonio culturale. Auguri a Enrico Brignano che spegne oggi 59 candeline. Romanaccio doc, ma con il sangue siciliano per parte paterna, da giovanissimo frequenta l'Accademia per Giovani Comici di Gigi Proietti, quello che lui stesso definisce il suo padre artistico. Brignano ha conquistato il pubblico nel cinema, in teatro e in TV con la sua comicità irriverente. Festeggiamo oggi gli 80 anni del magistrato Giuseppe Ayala. Nato a Caltanissetta, il dottor Ayala ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Come sostituto procuratore della Repubblica ha coadiuvato il pool antimafia, è stato pubblico ministero nel primo maxi processo di Palermo e ha collaborato strettamente con i giudici Falcone e Borsellino. Infine facciamo gli auguri al mitico Mago Silvan che compie oggi 88 anni. Con la sua famosa formula Simsalabim, Silvan ha incantato milioni di spettatori con i suoi incredibili trucchi di prestigio. Un vero e proprio mito della televisione italiana. Prima o poi doveva finire. Sono le parole pronunciate dal noto boss catanese Nitto Santapaola, catturato nel suo covo nel cuore della notte il 18 maggio del 1993. Dopo 11 anni di latitanza e numerosi crimini, tra cui il delitto del generale Dalla Chiesa, gli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia hanno finalmente fatto irruzione nel suo nascondiglio, sorprendendolo con una pistola puntata alla nuca, ancora in pigiama accanto alla moglie. Oggi facciamo un salto nel mondo animale, ad esempio per imparare a comprendere sulla base di cosa vengano pianificati i percorsi intrapresi da alcune specie. Ad esempio, gli elefanti africani sono alti circa 3 metri e pesanti in media 6 tonnellate da adulti. Devono quindi consumare ogni giorno una gigante quantità di cibo ed è importante sprecare meno energie possibili per raggiungerlo. L'associazione Save the Elephants ha monitorato per 22 anni tramite GPS 157 esemplari nel nord del Kenya. I risultati hanno mostrato in modo estremamente evidente che gli elefanti conoscono bene il territorio ed evitano nel 94% dei casi percorsi con salite e discese e optano sempre per aree ricche di risorse durante il viaggio. Buona domenica ai 12. I pianeti oggi sembrano gridare a gran voce che finalmente sono arrivati i cambiamenti per tutti e siamo in una nuova fase dello zodiaco. Salutiamo quindi questa domenica per ogni segno zodiacale come una novità per tutti. Vediamo quali. Ariete. Le vostre novità sono decisamente riguardanti l'amore e la mediazione che finalmente sarete riusciti a ottenere con il partner. Finalmente siete pronti a darvi e riparte una parte della vostra vita. Toro, la giornata di oggi è quanto mai significativa per voi proprio perché è nel vostro segno zodiacale che Sole e Urano sono finalmente fusi. I segni del cambiamento sono arrivati e qualcosa di importantissimo sta finalmente per concretizzarsi. Tra l'altro la Luna e Plutone sembrano essere particolarmente intensi e creativi. Inizia un bellissimo periodo per il vostro segno zodiacale. Gemelli, la giornata di oggi prevede un po'
tutto andare avanti e i venti del cambiamento coinvolgono anche voi, anche se non direttamente. Solo il vostro Mercurio, il vostro pianeta rimane un po' in panne con Marte. Ancora non avete deciso di esprimervi o di dare pareri. Riservatevi quindi il tempo necessario per comprendere le dinamiche che avete bisogno di razionalizzare, ma fino a un certo punto. Cancro, la Luna oggi dismetterà l'opposizione fastidiosa in Capricorno, è sempre più vicina a Plutone, già nel pomeriggio sarà scivolata in Acquario. Sarà una luna che si colorerà anche della creatività di Plutone e della seduttività del pianeta, che vi darà una mano per fare pace con il partner Leone. Oggi la giornata è importantissima, cambiamenti fortissimi per voi e anche se Mercurio vi impedisce di interiorizzare e razionalizzare bene tutto quello che sta accadendo, sapete che qualcosa sta cambiando. Un po' spasmodici e poco controllati, ma oggi decisamente allegri e scanzonati. Vergine, quanto mai significativa questa domenica proprio perché questo bellissimo Sole congiunta Urano in Trigono vi spingono a fare di più e meglio. Oggi siete stranamente soddisfatti, con delle prospettive nuove, finalmente saprete di iniziare una nuova settimana con delle certezze in più, anche quelle del cuore. Bilancia, vi sentite un po' abbandonati dai pianeti, ci penserà la Luna in serata però ad allietarvi con una sorpresa, un sentimento, qualcosa che arriva proprio dal vostro ambito passionale e sentimentale, un ex che si fa vivo, una persona che potrebbe comunque darvi una prospettiva. È decisamente molto bella la giornata, anche se i cambiamenti da operare nel vostro caso sono un poco complicati e non possono essere morbidi, quindi fatevi coraggio e preparatevi a iniziare la prossima settimana con un decisionismo maggiore. Scorpione, una giornata oggi che vede quei cambiamenti tanto sperati finalmente accadere, magari lasciando perdere o lasciando andare qualcosa che non vi serve più, ma che decisamente vi danno una prospettiva nuova. La Luna in serata sarà in quadratura congiunta a Plutone, per cui tendenzialmente queste condizioni planetarie possono dare luogo a tutta una serie di trasformazioni che finalmente avete deciso di operare dentro di voi. Sagittario, giornata oggi che prevede un bellissimo finale, nonostante la noia della mattina. Il pomeriggio e la serata saranno decisamente molto più brillanti, mentre nel cielo tutto cambia, voi siete sicuri di una prospettiva felice e spensierata, soprattutto perché adesso saprete comunicare molto meglio le vostre esigenze. Capricorno, la Luna oggi rimane con voi solo in mattinata, poi si trasferisce in Acquario, lasciandovi liberi e sereni. I trigoni che però forma con Urano e il Sole vi danno l'energia giusta per cambiare la vostra vita. Oggi è una domenica fantastica, quindi iniziate un po' con una storia nuova della vostra vita e con un'attitudine nuova alle cose. Acquario, segno protagonista della giornata assieme al Toro, proprio perché il Sole si fonde completamente a Urano generando un trigono con Plutone nei vostri gradi, e di pomeriggio arriva pure la Luna a farvi visita. Che volere di più, una giornata oggi che vi rende assolutamente felici e trionfali di tutto. Il benessere si impadronisce di voi e un grande successo lavorativo sta per arrivare. Pesci, giornata oggi molto piacevole proprio perché i cambiamenti sono adesso una certezza e procederete anche con un ruolo diverso, un incarico molto importante arriva ad allietarvi. Cominciate a scrivere in agenda gli impegni di quella che sarà una fine primavera e un'estate fantastica. Oggi vi portiamo su una delle vette più alte e imponenti del mondo, l'Himalaya, dove una spedizione italiana di alpinisti cerca di scalare l'Annapurna, una montagna di oltre 8.000 metri di altezza. Un'impresa che richiede una preparazione fisica e mentale fuori dal comune. Ma l'avventura si trasforma in tragedia il 18 maggio del 2005, quando una valanga improvvisa travolge il gruppo. C'è una sola vittima, Christian Kurtner, originario dell'Alto Adige. Oggi parliamo di un modo di dire molto curioso, feeling under the weather.
Ma cosa significa esattamente? Beh, in italiano potremmo tradurlo come sentirsi sotto il clima e si usa per indicare uno stato di malessere fisico o emotivo. Si dice che sia nata sulle navi inglesi che solcavano l'oceano. Quando i marinai si ammalavano, i loro cognomi venivano segnati nei diari di bordo, nella colonna dedicata alle condizioni meteorologiche, Under the Weather per l'appunto. E in Italia come si dice? Avere il morale sotto i piedi o essere giù di corda sono ottime corrispondenze per esprimere lo stesso concetto. Quindi se vi sentite sotto il clima, ricordatevi comunque che dopo la tempesta arriva sempre il sereno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è uno dei più grandi scrittori e drammaturghi del Novecento. Stiamo parlando di Samuel Beckett, un artista ribelle che ha saputo creare uno stile unico e surreale, fatto di ironia, umorismo e amarezza. Ma la sua vita non è stata facile. Fin da piccolo ha dovuto affrontare problemi di salute mentale e una forte dipendenza dalle relazioni con gli altri. E poi la morte del padre, che ha scatenato una violenta depressione, risolta solo grazie alla psicanalisi. Ma nonostante tutto, Beckett è riuscito a creare opere straordinarie, come la celebre Aspettando Godot, una commedia tragica dell'attesa, in cui due uomini sperano invano nell'arrivo di un misterioso terzo personaggio. E per la sua grandezza, Beckett ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1969, anche se decise di non ritirarlo mai. Ci salutiamo con la frase del giorno. Try again, fail better. Prova di nuovo, fallisci ancora meglio. Accogliamo questa nuova domenica che è alle porte, con delle attività che ci fanno stare bene. Per iniziare insieme una nuova settimana, continuate a seguirci anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.